Quello che possiamo vedere in Dolomiti all'inizio della loro lunga storia sono i resti fossili di un ambiente particolare, che è un ambiente terrestre, un ambiente subaereo. Erano delle pianure alluvionali con dei fiumi, dei laghi, e attorno a questi corsi d'acqua c'erano evidentemente delle piante che erano abbastanza diverse da quelle di oggi, anche se qualcosa abbiamo, per esempio le araucarie, che troviamo ancora in Sud America e in Asia, in Estremo Oriente. E quindi queste piante hanno lasciato i loro resti fossili che vediamo su queste lastre. La più famosa di quelle che sono state trovate qui in Val Gardena ha preso proprio il nome da Ortisei e quindi è stata chiamata Ortiseia, ed è una conifera primitiva appunto collegata alle araucarie, di cui qui vediamo un bellissimo esempio, ma vediamo anche i coni, quindi i frutti di queste piante. La sedimentazione è però generale di quelle che poi i geologi hanno chiamato arenaria Val Gardena sono queste rocce rosse, che sono proprio tipiche di tutta questa parte, ma che troviamo peraltro in tutte le Dolomiti. Arenaria non è nient'altro che una sabbia che si è cementata e quindi è diventata dura. È rossa in parte perché deriva dallo smantellamento dei porfidi che si erano deposti prima da queste rocce vulcaniche, e in parte perché era un ambiente molto caldo, probabilmente appunto abbastanza arido, e quindi c'era la tendenza ad arrossare un po' queste rocce. Quando le arenarie sono fini ci permettono di conservare ottimamente i resti delle piante, e non solo le foglie ma anche i legni, in cui spesso possiamo vedere addirittura la struttura cellulare, quindi una conservazione ottimale, ma soprattutto tenendo presente che nei pressi dei corsi d'acqua queste sabbie fini diventavano umide ma compatte. Gli animali che vivevano in mezzo a queste piane costiere hanno lasciato le loro impronte, le loro tracce, cioè camminando lasciavano le orme su questo sedimento molto fine e umido, che poi sono stati ricoperti. Abbiamo avuto la diagenesi, quindi i fanghi si sono trasformati in rocce, le sabbie si sono trasformate in roccia, in arenaria, e abbiamo avuto tutta questa successione. Le diverse orme ci dicono che c'erano diversi animali che vivevano lì. I ritrovamenti dei loro scheletri sono estremamente rari, praticamente non è mai stato trovato nulla, ma perché l'ambiente non era favorevole a questa conservazione. Via via che si procedeva nel tempo, si andava verso un ambiente più prossimo al mare. E questo è testimoniato anche dalla presenza di queste strutture sedimentarie, questi rippelmark, che testimoniano la presenza di 1 metro d'acqua, 2 metri d'acqua. Dopo questa prima fase in cui l'ambiente era un ambiente terrestre con piccoli fiumi, laghi, arriva finalmente il mare che poi dominerà per decine di milioni di anni, e che sarà quello che darà l'impronta a quelle che oggi sono le Dolomiti. Il mare non arriva improvvisamente, arriva con molta gradualità, e lo si può vedere benissimo perché inizialmente si tratta di un mare ipersalino. Infatti abbiamo una grande quantità di gessi, quindi queste rocce bianche che si intercalano e hanno questo enorme stacco di colore, dal rosso delle arenarie Val Gardena sotto a questo bianco. È un ambiente che non è molto adatto alla vita inizialmente, quindi fin quando abbiamo i gessi abbiamo pochissimi animali che potevano vivere in questo ambiente, ma poi via via il mare si approfondisce e quindi abbiamo i primi fossili importanti, e questi fossili sono i Bellerophon, questi gasteropodi che danno proprio il nome a questa formazione, a Bellerophon, che copre un'età del Permiano superiore. Quindi sono
dei gasteropodi che vivevano sul fondo assieme ad altri gasteropodi, a dei foraminiferi, a qualche brachiopode. Non è una fauna ricchissima, ma comunque testimonia la presenza di un ambiente caldo, di un ambiente poco profondo, con abbastanza energia, e comunque un ambiente in cui questi organismi stavano molto bene, a testimonianza del fatto che ne troviamo anche tanti. E non erano solo gli organismi che stavano nel fondo, ma anche quelli che nuotavano nella massa d'acqua, come per esempio questi nautiloidi, che sono parenti stretti in un certo senso del Nautilus attuale, quelli che i paleontologi chiamano fossili viventi, perché sono molto simili a quelli di oltre 250 milioni di anni fa, e anche di questi ce ne sono abbastanza. Poi è chiaro che dopo morti cadevano sul fondo. Nella massa d'acqua c'erano anche dei pesci. Non ne troviamo molti resti, ma ne abbiamo alcuni assolutamente interessanti, che sono questo Archaeolepidotus leonardi, che è un esemplare unico, abbastanza ben conservato, trovato negli anni 50, ma soprattutto sono le placche dentali di Bobasatrania, che è un pesce a corpo alto che si nutriva verosimilmente dei molluschi che stavano sul fondo del mare. Questi pesci sono estremamente importanti, soprattutto questo esemplare di Archaeolepidoptus leonardi, raccolto negli anni 50 da Enrico Moroder, che ha fondato questo museo insieme ad altri personaggi famosi nella valle per la loro dedizione al patrimonio culturale e naturalistico. Si tratta veramente di un pezzo eccezionale, perché è l'unico pesce fossile in Val Gardena nel quale si sia conservato perfettamente lo scheletro. Entriamo nel Triassico. Il Triassico è quindi nel Mesozoico, l'era della vita mediana. Il limite col Permiano è il limite più importante che si abbia nella storia della vita sulla Terra. Questo limite a 252 milioni di anni fa è quello che, come dice qualcuno, qualche paleontologo, è quando la vita ha rischiato di scomparire sulla Terra. 90-95% delle specie si sono estinte. Quindi tutto quello che abbiamo visto prima nel Permiano praticamente scompare. Solo poche linee di organismi continuano. Il mare è molto più povero, quindi queste ricche associazioni che abbiamo visto nel Permiano della formazione Bellerophon scompaiono. Abbiamo la formazione di Werfen, e qui abbiamo veramente pochi fossili, non come numero di esemplari, ma come numero di specie. Le associazioni sono dominate dai lamellibranchi, da questa famosa claraia con molte specie. Qui abbiamo la claraia che è la più famosa, la più bella. Ma come vedete dalle varie lastre ci sono tanti esemplari, ma sono tutti in genere di un'unica specie, che vuol dire che le condizioni al fondo erano abbastanza problematiche, difficili, e quindi non tutti erano in grado di sopravvivere in queste condizioni. Chi riusciva però aveva campo libero, e quindi abbiamo tutte queste varie specie di molluschi che colonizzavano il fondo. La storia in questi primi milioni d'anni del Triassico è relativamente semplice, anche se ci sono dei cambiamenti di ambiente, di profondità, ma restiamo sempre in un mare poco profondo, abbastanza fangoso e mai veramente ricco di specie. Troviamo anche delle tracce, delle evidenze di vita. Non troviamo gli organismi che le hanno prodotte, ma troviamo appunto le evidenze che questi organismi vivevano nel fondo e hanno lasciato le loro tane, le loro gallerie e queste prove di vita. Però siamo sempre in un ambiente non particolarmente ricco di forme di vita.
Dopo questa prima ingressione marina nel Triassico, tutta la regione alpina ritorna ad emergere. Ritorna ad emergere e quindi emersione vuol dire erosione e i risultati di questa erosione sono questi conglomerati tipicamente rossastri nella regione dolomitica che sono chiamati conglomerati di Richthofen. Dopodiché abbiamo una nuova ingressione marina, chiaro che inizialmente il mare poco profondo e questo avviene non soltanto su tutte le Dolomiti ma su tutte le Alpi calcaree, quindi fino in Lombardia. Qui in Dolomiti abbiamo questa dolomia, formazione di Contrin, che è quindi una piana di marea in pratica con 1, 2, 3 metri d'acqua al massimo, molto uniforme, quindi dovete pensare a un'enorme piana ricoperta da pochissima acqua, con molte alghe calcaree che costruivano, che davano in pratica il carbonato di calcio che poi localmente viene trasformato in Dolomiti. Dopo questa fase di grande uniformità avviene qualcosa di estremamente importante per la storia dei Dolomiti. Questo equilibrio, diciamo così, si rompe. Si rompe e abbiamo per la prima volta due ambienti molto diversi contemporaneamente, quindi nello stesso momento abbiamo degli atolli, chiamiamoli così, a pelo d'acqua, circondati da un mare decisamente più profondo. Gli atolli sono quelli che daranno luogo ai calcarei, alle dolomie massicce, quelle che oggi sono le Dolomiti, le vere Dolomiti. In mezzo abbiamo invece dei bacini profondi anche 500, 600, 800 metri. In questi ambienti si depositano delle unità, per esempio la formazione di Buchenstein, che è tipicamente scura, che è poi la parte sommitale del Seceda, e in certi livelli possiamo trovare dei resti di pesci. Questo vuol dire che il fondale era abbastanza profondo e povero di ossigeno, tanto che si potevano conservare questi tipi di organismi. Ma in questa unità certamente il fossile più famoso è il famoso Ittiosauro del Seceda, che è stato trovato negli anni 70, sono stati trovati solo alcuni pezzi alla base della parete della formazione di Buchenstein e qui abbiamo quello che è stato trovato appunto 50 anni fa. Molto schiacciato, era un grosso animale, un grosso rettile marino, probabilmente lungo 5 metri almeno, quindi verosimilmente un grosso predatore. Assieme a questi pesci, a questi rettili marini, c'erano anche molte ammoniti, che sono un po' i fossili guida, gli invertebrati guida molto diffusi in tutto il Triassico. L'ultima grande piana di marea del Triassico, delle Dolomiti possiamo dire. La fine della storia del Triassico è una fine abbastanza tranquilla per certi aspetti su tutta l'area delle Dolomiti, ma di gran parte delle Alpi calcaree sia meridionali che settentrionali. Abbiamo una enorme piana di marea, vuol dire che abbiamo un mare molto poco profondo, pochi metri, in un ambiente molto caldo, tendenzialmente arido, cui la vita non è facile perché appunto avendo pochi metri d'acqua questa tende a scaldarsi e scaldandosi in un ambiente marino ha anche probabilmente un aumento di salinità. Gli organismi che più spesso troviamo sono dei cianobatteri, delle alghe blu-verdi, che sono tra gli organismi più antichi che conosciamo sulla Terra e che formano queste stromatoliti. Le stromatoliti sono queste strutture più o meno piano parallele, più o meno ondulate, che sono legate appunto alla presenza di questi cianobatteri, che oggi sono molto poco diffusi, li possiamo trovare alle Bahamas, nel Golfo Persico, nella Shark Bay in Australia, ma molto poco. I fossili che troviamo in questo ambiente sono, abbiamo detto, relativamente pochi, perché è un ambiente molto difficile.
Nonostante abbiamo spesso degli spessori di 1 chilometro, quindi abbiamo una massa di rocce incredibile, ma i fossili sono pochi. Predominano questi megalodonti, che sono dei grossi bivalvi, di cui troviamo quasi sempre di nuovo il modello interno. Possiamo vedere molto bene lo spazio vuoto che è rimasto, che era quello occupato dal guscio. Perché? Perché questa roccia si è deposta come sedimento calcareo, poi è subentrata la dolomitizzazione, questa trasformazione ha fatto sì che il guscio venisse sciolto, venisse dissolto, scomparisse, però è rimasta la forma del fossile, quindi se noi togliamo il modello interno, poi abbiamo comunque l'impronta dell'aspetto esterno, ma normalmente troviamo questi nuclei di conchiglie. C'è poco di più, abbiamo veramente pochissime specie. Può anche darsi che la dolomitizzazione abbia distrutto gli organismi più piccoli, i resti di organismi più piccoli. Se la massa delle rocce che costituiscono le Dolomiti si è depositata durante il Triassico, la loro storia deposizionale non finisce con il Triassico, va avanti un pochino nel Giurassico e entra addirittura nel Cretacico. Però queste rocce, evidentemente le più recenti, stavano più in alto quando le Dolomiti dal fondo del mare hanno incominciato a diventare montagne, sono state quelle che sono state erose più rapidamente. Quindi abbiamo tanto Trias, un po' di Giurassico, pochissimo Cretacico. Però questo Cretacico è estremamente interessante per quanto riguarda i fossili, perché come possiamo vedere in questa vetrina abbiamo delle ammoniti molto interessanti, delle ammoniti che sono un po' diverse da quelle che siamo stati abituati a vedere nel Triassico e nel Giurassico, che sono normalmente plani spirali. Queste sono ammoniti che vengono dette eteromorfe perché hanno delle forme molto particolari e sono tipiche, anche se non esclusive, del Cretacico. E questo tipo di ammonoidi, di ammoniti che abbiamo qui e soprattutto al Puez, in Italia ci sono sostanzialmente solo qui. Sono molto belle, sono conservate anche molto bene, potevano essere molto grosse, come vediamo da alcuni frammenti, quindi potevano essere ammoniti anche di 1 metro di dimensioni, vivevano in un mare verosimilmente poco profondo, perché gli specialisti dicono che con queste forme non potevano essere dei buoni nuotatori, quindi vivevano nella massa d'acqua, ma probabilmente nei pressi del fondo. E con questi fossili praticamente si chiude la storia delle Dolomiti come deposizione di roccia. Da lì in avanti, in realtà ci vorranno ancora un bel po' di milioni di anni, quest'area di mare incomincerà l'ultima storia che dura gli ultimi 100 milioni d'anni, cioè da un fondale marino alle meravigliose montagne che vediamo oggi.